A Favara, al Castello Chiaramonte, si è svolta la cerimonia di consegna della 16ª edizione del Premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, organizzato dal Centro Culturale Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Iniziamo allora dalla stessa Lina Urso Gucciardino e poi tutti gli altri. Ecco, siamo alla serata conclusiva bilancio. Il bilancio possiamo dire che è più che positivo. Sono state serate bellissime, entusiasmanti, con una massiccia partecipazione, a significare che il Paese vuole la gente che ride, la gente che opera, e noi è questo il messaggio che vogliamo dare, un messaggio di positività, e noi facciamo vedere gente che lavora, gente che opera, gente che vuole fare qualcosa per la rinascita di questa nostra Sicilia, e penso che tutti assieme ce la faremo. Davide Cottone di Agrigento, il premio per la scrittura. Si tratta senza dubbio di un'occasione molto importante per la mia vita, da studente e soprattutto da giovane scrittore. Sono orgoglioso di aver ricevuto questo premio, tra l'altro molto importante a livello regionale, che mi rende felice e mi fa capire che questa terra può dare ancora qualcosa ai giovani e non solo. Maria Piavetro di Favara, premio per la musica. Sì, io sono molto contenta di aver ricevuto questo premio, mi inorgoglisce proprio in quanto favarese, perché è sempre importante e bello ricevere un riconoscimento per i propri meriti da parte dei propri concittadini. Emanuele Vinti di Agrigento, premio per la poesia. Sì, sono contentissimo di aver avuto questo premio, e anche perché mi fa ricordare moltissimo mia madre, in quanto da ragazzino seduti tutti attorno a un braciere, perché ai tempi miei non esisteva manco come si dice, i termosifoni e cose varie, per cui la sera recitavamo questo Santo Rosario e mi insegnò un sacco di cose religiose che io ho trascritto in questo mio libro, tant'è vero che anche l'intestazione dice minchionerie le cose di oggi, una volta invece erano cose di stragrande valore. Il Comune di Naro, protagonista di un gemellaggio con Favara per l'occasione del premio Buttitta. Il sindaco Lillo Cremona. Questo premio è sicuramente un fatto positivo, molto educativo per i ragazzi che crescono, e crescono non nell'ottica dell'essere tifosi del proprio comune, ma essere tifosi di un posto molto più grande del loro comune stesso. Allora Naro e il nostro comune, i nostri ragazzi in questo gemellaggio ritengo che vedano appunto così una crescita comune con Favara e con altri comuni che nel tempo si sono gemellati. Enzo Alessi, direttore artistico dell'iniziativa del premio Buttitta e componente della giuria. Onorare Buttitta significa onorare la nostra memoria, il valore della lingua siciliana. Oggi c'è una riscoperta a livello nazionale dei dialetti. Si arriva un po' tardi, ma in verità Pasolini già oltre 40 anni addietro ce lo ricordò il valore dei dialetti, e qui a Favara il premio Buttitta vuole onorare coloro che nella lingua dei padri trovano anche un motivo per il presente. Clementina Rotolo di Agrigento, il premio nella sezione Ucuntu. Sì, sono molto contenta di aver ricevuto questo premio, perché ritengo che la cultura siciliana sia una cultura densa di significato e che possa essere tramandata alle generazioni future. E non è questa l'unica forma in cui mi sono espressa, comunque il dialetto siciliano è una valida forma di comunicazione, specialmente
nell'ambiente in cui ci troviamo, ricco di storia e di valori proprio tipici della cultura siciliana. Pasquale Amato, sindaco di Palma di Montechiaro, il premio Buttitta per l'impegno sociale e per la legalità. Sì, per noi è fondamentale perché ci siamo fatti un po' i conti con la realtà. La realtà siciliana purtroppo è fortemente condizionata dalla presenza mafiosa, la pubblica amministrazione purtroppo è ammalata di una burocrazia che talvolta rasenta anche la corruzione e quindi abbiamo una disfunzione complessiva che poi va a danneggiare lo sviluppo. Quindi abbiamo posto noi come primo impegno fondamentale il contrasto alla mafia e alla corruzione e quindi nasce da sé che poi è venuto fuori questo risultato e ne sono orgoglioso, ma penso che è un qualche cosa che invece bisogna diffondere complessivamente nel territorio siciliano. Il presidente della giuria del premio Buttitta edizione 2014, Antonio Patti. 16 anni di edizioni del premio Ignazio Buttitta. Non è un traguardo facile, tenuto conto che nel nostro territorio molte iniziative si bloccano nei primi anni. Grande fatica ma grande collaborazione da parte di tutte le persone che credono nel premio Buttitta, che di anno in anno diventa sempre più un premio nazionale. La 16ª edizione del premio Buttitta a Favara, un traguardo, un'occasione di soddisfazione per la città di Favara. Il sindaco Rosario Manganella. Sì, oggi è una giornata importante per la nostra città, 16 anni e sembra che il premio sia nato ieri, avendo comunque alle spalle tantissime manifestazioni davvero importanti per la nostra città. Sono orgoglioso ancora una volta di essere qui assieme ai miei amici a partecipare a questo incontro di oggi, del quale anch'io nel tempo sono stato uno dei protagonisti, avendo fondato assieme ad altri il centro e anche questo premio. Stelio Zaccaria, direttore della pagina Agrigentina della Sicilia, segretario provinciale dell'Assostampa, il premio Buttitta 2014 per la comunicazione. Io ritengo che sia un premio dato alla categoria più che alla persona. I giornalisti sicuramente in quest'anno hanno dimostrato un diverso impegno, un diverso approccio per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione e ritengo che questo sia stato notato e per questo venga dato questo riconoscimento. Lo prendo io in nome di tutta la categoria.